Bene, eccoci insieme anche oggi. Con noi c'è Andrea Bergamo, Buongiorno. scrittore, ma non solo, conduttore radiotelevisivo, cantante, chi più ne ha più ne metta. In arte è il Canaia, che già il nome promette bene. Il libro che presentiamo è Occasioni da favola, edizioni Scantabauchi, e nella copertina Walter Basso, insomma, del Scantabauchi un po' l'anima, dice: è il Canaia, simpatico nome d'arte di un uomo bambino. Sì, Si difenda? Mi difendo, no, sottoscrivo pienamente, non mi difendo, anzi sottolineo, perché fondamentalmente tutto viene preso per gioco, come un bambino. Tutta la mia fare, diciamo, artistico nasce proprio da quello che è un'esperienza di 25 anni con l'animazione di bambini e ragazzi, quindi anche il modo di pormi, di narrare, parte tutto da lì. Cresciuto e maturato nell'arco degli anni con le varie esperienze di compositore, autore, conduttore, chi più ne ha più ne metta. Allora, questo libro, che tra l'altro non è il primo. No, è proprio il primo, è il primo di una serie che sto portando avanti, in quanto i successivi verranno fuori a tempo debito, però è proprio il mio esordio come autore. Ah, perché gli altri erano brani musicali? Erano dischi, sono due dischi che sono, anzi... CCC, Cia Cia Cia. Cia 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 è appunto il primo brano che ho pubblicato, tra l'altro non qua, ma in Australia. Nemo profeta in patria, lo si dice sempre, ma qua mi pare che sia quanto mai doveroso. Doveroso, sì, in Australia comunque è sempre legato a una iniziativa editoriale con un progetto bilingue dedicato ai bambini per l'insegnamento della lingua inglese. E la società era australiana, per cui quello ha segnato il via ufficiale di questa mia avventura nell'ambito dell'arte e dello spettacolo. Cioè, per non dimenticare comunque la matrice veneta, il secondo disco si chiama Garangheo. Il primo disco si chiama Canaia, il secondo si chiama Garangheo e il terzo, che è venuto fuori da poco, si chiama Sagraro. Ecco, e quindi insomma ci siamo fino in fondo. La radice veneta c'è sempre. Allora, qui ci sono 6 racconti. Sì, esattamente. Occasioni da favola, perché favola si intende sia come fiaba sia come racconto fantascientifico. Esattamente. Ma c'è un filo di collegamento fra questi 6 racconti? I 6 racconti sono collegati dal tema comune delle occasioni che cambiano la vita. Noi ci troviamo ogni giorno ad affrontare situazioni, occasioni, varie possibilità che ci si presentano, e che sappiamo coglierle oppure no, queste situazioni influenzano inevitabilmente la nostra esistenza, da cui appunto l'ispirazione per questo primo libro, Occasioni da favola. Ecco, ma i 6 racconti sono stati ispirati quando? Cioè, quando è che a uno scrittore nasce? In momenti diversi, perché il primo racconto che dopo ha dato il via a tutto il libro è stata un'imbeccata di mia moglie, in quanto siccome non avevo già quasi niente da fare, lei mi ha detto... Però si legge a mia moglie che ogni giorno mi sprona a realizzare i miei sogni, Esattamente. ai miei figli che vivono con me questa avventura, ai miei amici che condividono questo allegro viaggio. Molto bello. Sì, e beh, è il sunto di quello che è la realtà in cui vivo ogni giorno, ovvero certamente io ci metto del mio, però le occasioni che mi si presentano, le opportunità, sono frutto di relazioni con persone, le più care e non, che partono dall'ambiente familiare agli amici, colleghi di lavoro e a quant'altri trovo per strada. Allora, stavamo dicendo che il primo racconto nasce da una ispirazione muliebre. Di mia moglie, che mi chiede di partecipare a un premio letterario del Comune di Dolo, che c'è ogni anno, la Seriola. Vabbè, gli dico, ascolta, sto preparando una serie di trasmissioni, cosa vuoi che mi metta anche a scrivere? Dai, che sei bravo. Mi ha dato l'imbeccata, dopo 2 ore il primo racconto era scritto. Dopo, purtroppo, le occasioni, le opportunità della vita hanno voluto che non riuscissi a partecipare a questa competizione, però ho detto, non voglio che rimanga lì sulla scrivania o sul computer. E da di là dopo ho preso il filone che ha sviluppato il tema in questi 6 racconti. Ecco, ma 6 racconti che sono legati alle occasioni che cambiano la vita, ma le occasioni sono state percepite dalla realtà quotidiana? Sì. O sono state pensate in qualche modo? No, beh, sono tutte ispirate in maniera più o meno velata dall'esperienza mia quotidiana, oppure di persone che ho visto, comunque un'esperienza diretta o indiretta, che hanno influenzato e comunque determinato, comunque arricchito la mia esperienza di uomo, di persona. Facciamo accennarle queste 6 occasioni.
Ma la prima occasione, nel quanto riguarda la via esperienziale, è proprio stata quella della scoperta dei proverbi veneti, con le varie trasmissioni che ho curato per emittenti locali. Ho scoperto la ricchezza della bellezza dei proverbi veneti, che mi ha portato a dire: ma perché siamo sempre a ricercare la sapienza in culture distanti, quando le stesse cose ce le abbiamo qui in casa nostra? Certo. L'esempio che spesso faccio è come si riferisca sempre a una frase del Buddha per sottolineare l'importanza del silenzio, quando lo stesso concetto viene espresso in 3-4 parole dal nostro proverbio: prima di parlare tasi. E quindi questa prima esperienza ha ispirato il primo racconto. Il fatto di essermi addentrato nell'ambiente della comunicazione, della telecomunicazione, dello spettacolo ha ispirato il secondo racconto di Anne Kane, quindi vedendo un po' cosa c'è là dietro quello che si vede normalmente davanti a uno schermo, tutto quello che c'è dietro uno spettacolo. Il terzo racconto ha ispirato effettivamente a quella che è stata la mia esperienza, e che è tuttora la mia esperienza dei social network, nel incontrare sì persone, ma anche di capire che quello che ci appare nel social network in realtà nasconde una realtà magari molto più ricca. Certamente non è un tema nuovo, perché già Pirandello con il tema delle maschere lo avrà affrontato in maniera opportuna, però diciamo è riportato a livello attuale. Nello sguardo di Silir vado anche qua a riportare per iscritto un'altra ricchezza che ho scoperto, che era quella della mitologia venetica, degli antichi veneti, e quindi in base alla mitologia venetica, in base anche alla bellezza dell'origine di alcuni toponimi delle nostre città, cito sempre Morgano in provincia di Treviso, che è una leggenda bellissima nell'origine del nome. Questa leggenda, tra l'altro, ha ispirato parte di questo racconto. La possiamo raccontare? Sì, cioè nel Morgano, più noto come Badoer, di solito sì, si conosce. La rotonda di Badoer. Però il comune Morgano si dice che sia nato dal fatto che la figlia del governatore Siliro era così bella che veniva scambiata per la dea Venere. La dea Venere, come si sa, tra donne, quando c'è competizione, finisce piuttosto male, dice al suo babbo Zeus: ascolta, questa mi sta un po' sulle scatole, vedi bene di punirla. Zeus, da buon padre, incenerisce Morgania, ma non contento, riduce anche il padre Siliro nell'attuale fiume Sile. Quindi sono delle... C'era un po' arrabbiato. C'era lievemente arrabbiato, aveva un attimo parteggiato per la propria figlia. Questo spunto uno spunto e un pensiero generale sulle cose importanti della vita hanno generato il quarto racconto, appunto intitolato Lo sguardo di Silir. Il quinto racconto è venuto fuori da una gita casuale, si intitola I fuochi di Brusadaz. Brusadaz è una frazione di Zoldo Alto, nel quale sono stato a fare una presentazione recentemente, dove mi sono immaginato di pormi il problema ok, noi siamo la razza dominante su questa terra, la specie dominante su questa terra, e se non fosse l'unica specie esistente umana, come sarebbero un po' i rapporti? Quindi da queste ispirazioni di questi luoghi vado a vedere quale potrebbe essere il rapporto tra due specie dominanti che si trovano nello stesso ambiente, e si fa una riflessione generale sul rapporto tra le diversità e anche l'impegno verso la natura e l'ambiente. L'ultimo, che si intitola Anime e Numeri, parte da quella che è l'esperienza lavorativa, lavoro in banca io, e sentendo l'esperienza dei miei colleghi, metto tutto nell'arco e nella figura del personaggio di questo giovane direttore di banca, che si trova dopo ad essere l'iniziatore di una nuova epoca dal punto di vista dei rapporti cittadino-politica, politica-cittadino. Questa è la copertina più complicata del mondo, c'è di tutto qua. Prima me la spiegavo fuori onda. Io di solito dico che è una mappa. Quando faccio la presentazione proprio mi rifaccio ai vecchi ricordi di quando si andava in vacanza, quando si affronta un viaggio, o meglio, si affrontava un viaggio, mi ricordo mio papà tirava fuori la vecchia cartina sul tavolo e disegnava, si guardava il tracciato del percorso. Così adesso attualmente abbiamo i navigatori satellitari, però per affrontare un discorso e un viaggio all'interno di un libro ho ritenuto importante dal punto di vista della presentazione
quello di rifarsi a una mappa dove si possono avere dei simboli che guidano e conducono ad ogni racconto. Andrea Bergamo, anzi Andrea Bergamo quando scappa da scrivere generalmente? In ogni situazione che può capitare, dal fare i mestieri di casa o al lavoro ufficiale, oppure mentre sto facendo sport, oppure sto facendo una corsa o sto facendo, perché sport e corsa li divido perché pratico le arti marziali e per me la corsa invece è semplicemente un rilassamento, oppure che sto giocando con i figli o con gli amici, ci sono sempre degli spunti che cerco di cogliere al momento, mi prendo giù l'appunto e dopodiché li sviluppo in separata sede. Scrittore da penna, macchina da scrivere, computer? Scrittore da tutto, perché ovviamente le bozze le metto subito giù o per penna, che è la cosa più immediata per poter accedere a un ricordo. Se è qualcosa a livello di canzone da compositore, ovviamente ho lo smartphone che lo utilizzo come un registratore portatile. E il canaia in banca c'è da preoccuparsi? No, assolutamente, la fedina penale è assolutamente pulita. Il canaia tra l'altro non nasce da un'impostazione, oddio questo qua mi vuole fregare, ma è un'impostazione assolutamente culturale, tra l'altro casuale, fino a un certo punto, perché Canaia appunto era il primo disco che avevo messo sul mercato col nome proprio Andrea Bergamo. Però casa discografica e conduttori radiofonici difficilmente riuscivano a identificarmi come Andrea Bergamo, rimaneva impresso Canaia e da di là è nato il personaggio mediatico. Allora, El Canaia, alias Andrea Bergamo, autore di questo libro, Occasioni da favola, edizioni Scantabaù, Sì. 6 racconti che credo siano stati esaurientemente spiegati. Benissimo. Grazie, a voi alla prossima. Salve.